I Carpi non risente delle polemiche sull'esclusione dal campionato della Pistoiese. Il +4 su Ravenna viene mantenuto in una partita molto sofferta con il Forlì dinanzi al pubblico amico che ha perfettamente recitato il 12° uomo in campo. I Carpi parte forte, iniziativa di Mandelli, parabola a scavalcare Pezzolato, fuori di un nulla. Dall'angolo Verza stacca di testa, gran parata dell'estremo ospite Pezzolato. Il Forlì risponde con pura poesia, spettacolo, musica e magia a cura del piede fatato dell'ex Rimini Greselin. Tiro a giro sul quale nulla può Vid, 0-1 ospite. I Carpi replica, il tiro di Forapani termina al lato, la punizione invece di Mellonghi reca invece più di un brivido ai padroni di casa. Ospiti ancora insidiosi con un traversone decisamente pericoloso non raccolto dai terminali offensivi biancorossi. Nella ripresa Vid è chiamato ancora alla parata a terra, il pareggio è nell'area, mischia in area di rigore con pallone fuori di un nulla, altra occasione con il colpo di testa in berretta che non inquadra il bersaglio, ma prova e riprova, sale in cattedra Sal che trova l'angolino vincente con Pezzolato che non può davvero far nulla. 1-1 ristabilita la parità in campo e sugli spalti i tifosi del Carpi iniziano a credere in una possibile vittoria. Il Carpi infatti insiste e vuole vincerla, ma il tentativo questa volta non va a buon fine, ma l'appuntamento con la rete è solo rimandato. Dall'angolo Calanca trova la deviazione vincente di testa per il 2-1 che sa di 3 punti. Gioia immensa in campo e sugli spalti. Ora la Serie C a 180 minuti dalla fine è davvero vicina.